Un calice di vino e una data, il 7 aprile. Al momento sembrano essere queste le uniche cose in comune tra i due golden boy del Carroccio, Luca Zaia, governatore del Veneto, e Flavio Tosi, segretario nazionale della Liga e sindaco di Verona. Un calice e una data che finiscono per diventare un nuovo guaio per entrambi, perché il 7 aprile si inaugura il Vinitaly, la più importante fiera del settore, e guarda caso proprio il 7 aprile è stato fissato il raduno di Pontida, cancellato l'anno scorso, quando il Carroccio era nel pieno della bufera sugli scandali dei rimborsi che hanno spazzato Bossi e la sua cerchia. Un appuntamento importante per i leghisti, a maggior ragione i veneti, alle prese con lotte intestine acuite dalla debacle elettorale. Del resto è noto quanto il governatore tenga a rappresentare il Veneto al Vinitaly e come del resto Tosi non voglia rinunciare a fare gli onori di casa alla rassegna. Un altro problemino dunque per i due big del Carroccio, dopo le polemiche sulle accuse di Zaia a Tosi per il crollo elettorale della Lega alle politiche. Il governatore ora smorza i toni. Io non ho mai fatto del dibattito personale e aziendale e di lavoro una questione personale. Chi fa così vuol dire che non c'ha la testa che gli funziona. E visto che al Consiglio federale nessuno ha parlato di una questione Veneto e la parola d'ordine a quanto pare è zitti tutti, Zaia si destreggia con abilità e torna ai temi cari al Carroccio di un tempo. Più che alimentare polemiche ho detto semplicemente quello che pensavo. Ciò non toglie che non cambia il mio rapporto con il segretario Tosi, visto e considerato che la vera sfida è quella di combattere un nemico che abbiamo, che è lì fuori, che si chiama Roma, che si chiama malaffare, che si chiama spreco e che sicuramente pesa negativamente per i veneti.